Onorevole Sarti, oggi molti dei suoi colleghi al Senato hanno urlato fuori la mafia dallo Stato e anche Grillo ieri ha detto che con questa legge, sancisce il passaggio legale tra Stato e mafia. Ci spiega perché? Io innanzitutto ringrazio perché è un piacere per me essere qui con il relatore dell'incostituzionale Lodo Alfano, era uno dei miei sogni, quindi grazie. E sul 416 ter... Non le ha proprio fatto un complimento, Vice Ministro? Devo dire che il relatore viene nominato dal Presidente della Commissione, io ho istruito il provvedimento, lo ha votato il Parlamento e quindi io ritengo anche che quel provvedimento avesse dei profili dal punto di vista del merito condivisibili, poi chiaramente rispettiamo la sentenza della Corte Costituzionale. Forse era meglio pensarci prima, visto che c'era già stata la Cassazione del lodo Schifani, prima ancora del lodo Alfano. Comunque non siamo qui per parlare delle immunità, ma siamo qui per fortuna a parlare di altro, perché quella parentesi è stata cancellata. Sul 416 ter il governo in questo momento sta mandando un messaggio chiaro, prima delle elezioni europee del 25-26 maggio. Cari colleghi, fate accordi con chi vi pare, non vi preoccupate, perché tanto anche se vi beccano, in carcere non ci andate. Perché con questo 416 ter, con pene minime da 4 a 10 anni, in carcere non ci va nessuno. E non lo dice Giulia Sarti, lo ha detto anche Nicola Gratteri lunedì sera in Commissione Antimafia. Allora, siccome siete colleghi nella stessa Commissione Giustizia, intanto ci spiega perché sono state abbassate le pene per il voto di scambio rispetto a quello che era stato fissato? Le pene sono state abbassate dal Parlamento sulla base di un ragionamento e anche di alcune considerazioni che erano contenute nel documento di una commissione, la Commissione Garofali, che ha ritenuto e ha evidenziato come le pene su questo reato dovessero essere proporzionalmente inferiori rispetto alle pene relative all'associazione mafiosa. Quindi un problema tecnico-giuridico. Però io voglio rispondere alla collega Sarti con le parole del procuratore antimafia Roberti, che ha definito questo provvedimento, questa norma, una norma perfetta per la lotta alla mafia. Devo dire che è possibile... Siccome l'onorevole Sarti ha detto che in galera non ci va nessuno. L'ha definita in questi termini? Assolutamente no, perché con una norma che prevede una pena da 4 a 10 anni mi sembra che sia una norma rigorosa, sia una norma che non c'è una norma che c'è bisogno. Beh, c'è la legge Severino chiaramente che copre anche questa fattispecie. È una norma di cui c'era assolutamente la necessità, è una norma che da 20 anni non era stata approvata, questo Parlamento l'ha approvata e devo dire anche una cosa, che il testo, praticamente un testo simile a quello che è uscito dal Senato, era stato votato alla Camera con 503 voti favorevoli. Tutto il Parlamento era stato a favore, non c'erano stati contrari, non c'erano stati quelli del Movimento 5 Stelle, sta dicendo? Certo, anche il Movimento 5 Stelle. La prima lettura che c'è stata alla Camera era luglio del 2013, c'era ancora l'accordo e il governo Letta-Berlusconi. Noi sapevamo, proprio perché in questo paese esiste il bicameralismo, che quella legge sarebbe stata forse cambiata al Senato e il messaggio da mandare, io per fortuna no perché ero in ospedale, e l'avevamo votata con la speranza, sapendo benissimo che al Senato i nostri senatori l'avrebbero cambiata. Infatti il 28 gennaio di quest'anno PD e Movimento 5 Stelle hanno votato un testo con pene alte e con la messa a disposizione del politico nei confronti della mafia. Ma quindi avete votato un testo che non condividevate? Avete votato un testo che non condividevate? Abbiamo votato il testo che condividevamo al Senato della Repubblica. Alla Camera cosa avete votato? Il PD con voi avete cambiato il testo in un'ora in Commissione Giustizia il giovedì sera, esattamente il giorno dopo dell'incontro tra Berlusconi e Napolitano, avvenuto la sera prima, con Brunetta che festeggiava. Vorrei sapere una cosa, onorevole Sarti, ma adesso diciamo c'è un reato che prima non esisteva, questo è un passo avanti o no? No, allora, il reato esisteva già. Lo scambio politico mafioso e il voto di scambio esisteva già. Il problema del voto di scambio esisteva solo per denaro e non per altre utilità. Il problema è che
con questo tipo di pene e con il fatto che si è tolta la messa a disposizione del politico nei confronti del mafioso e quindi la punibilità del politico che si mette a disposizione delle cosche, noi abbiamo di nuovo un testo che sarà inefficace. Ma voi l'avevate votato senza quella parte, l'avevate votato, vuol dire che lo condividevate. Io ho già spiegato che esiste il bicameralismo, il punto è un altro, è il tempo in cui si è votato. Oggi siamo vicini alle elezioni, per cui chiaramente voi mi pare che strumentalizzate una norma. Lei sta perdendo di vista assolutamente necessaria di quello che è successo. Berlusconi dona Napolitano, il giorno dopo il testo viene modificato e abbiamo Roberti che dice che è una norma perfetta e Nicola Gratteri che stava per diventare ministro della giustizia prima di essere escluso su diktat di Napolitano quando Renzi è uscito da quelle consultazioni. Ha un'opinione diversa, però diciamo lei perché pensa, diciamo, quello che fa riflettere senza che entriamo poi nelle tecnicalità della legge, è il fatto che l'Associazione Nazionale Magistrati e il responsabile dell'antimafia Roberti abbiano, insieme a molti altri... Il responsabile dell'anticorruzione, Cantone. Cantone, dicano che... No, lei mi spieghi, perché questi sbagliano? Perché questi pensano che sia un passo avanti importante? Questi sbagliano, che gli altri sbagliano. Su ogni provvedimento ci sono opinioni diverse in magistratura. Qui si tratta proprio di una visione politica. Io le cerco di spiegare... L'Associazione Nazionale Magistrati diciamo che rappresenta e Nicola Gratteri e Ferdinando Imposimato, presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione, e Morosini, che è il GUP che ha rinviato a giudizio tutti gli imputati per il processo sulla trattativa Stato-mafia. Anche queste sono voci autorevoli che si contrappongono a quelle di Roberti e di tanti altri. Allora, se noi non dobbiamo badare alle opinioni dei magistrati, prendiamo ad esempio la situazione che c'è in questo paese. Sa quanti comuni sciolti per mafia ci sono in Italia? Tanti, io le faccio un esempio. Io in questi giorni stiamo chiedendo lo scioglimento del comune di Benevento perché il sindaco del PD, assessori, giunta e consiglieri sono indagati in 3 procedimenti giudiziari per concussione elettorale, corruzione, truffa in pubbliche forniture, truffa in appalti, e c'è un'intercettazione del clan Sparandeo, quindi Camorra, che dice espressamente di aver pilotato le elezioni comunali a Benevento nel 2011. Con questa situazione capisce perché è importante avere le pene del 416 ter da 7 a 12 anni? È un fiume in piena, l'onorevole Sarti. Io devo dire che si tratta di una norma rigorosa, di una norma seria, di una norma di cui c'era l'assoluta necessità. Se il dottor Roberti l'ha giudicato una norma perfetta, l'ha giudicato una norma perfetta anche il procuratore nazionale antimafia, anche quindi da parte di coloro che devono tutti i giorni indagare su questi reati. Perché? Perché la norma, prima di queste modifiche, era una norma troppo generica, era una norma che non consentiva agli inquirenti di applicarla. L'Associazione Nazionale Magistrati lo ha evidenziato, il dottor Cantone lo ha evidenziato. Noi abbiamo recepito queste osservazioni e l'abbiamo modificata. Io penso che si sia fatto un buon lavoro. Poi è chiaro che non tutti possono essere d'accordo, ci possono essere delle obiezioni, ma mi pare che giudicare un regalo alla mafia una norma di questo genere sia davvero piuttosto anomalo. È stato un gioco aspetti, perché adesso avevo capito che insomma, siete di opinione diversa. Vorrei fare un passo avanti, vorrei parlare di Marcello Dell'Utri, no? Come sappiamo è ancora in Libano, e voi perché ritenete il ministro dell'Interno Alfano responsabile della fuga di Dell'Utri? Perché questa era una fuga annunciata. Ci sono delle intercettazioni di ottobre in cui il fratello di Marcello Dell'Utri parla con un altro esponente che erano insieme al ristorante Assunta Madre a Roma, e il fratello di Dell'Utri diceva già che si stavano mettendo d'accordo e stavano organizzando la fuga di Dell'Utri perché in Libano si sarebbe probabilmente trovato bene. Noi abbiamo un ministro dell'Interno che ha permesso l'estradizione e la deportazione della Shalabayeva e della figlia le ha fatte andare via dall'Italia, e poi non si preoccupa di invece controllare un possibile latitante come Dell'Utri, che a giorni deve avere la condanna definitiva in Cassazione. Vice Ministro Costa, Alfano avrebbe potuto o dovuto fare qualcosa per evitare la fuga di Dell'Utri? Sono accuse assolutamente strumentali quelle nei confronti del Ministro Alfano, che è del suo stesso partito, del
nel mio partito che svolge la sua attività in modo serio, in modo rigoroso e anche sotto questo profilo, in questo caso, nel caso di specie, ha svolto tutto quello che doveva fare e lo ha fatto con grande senso del dovere. Io ritengo questa una forte strumentalizzazione perché l'abbiamo visti poi come sono sviluppati i fatti e chiaramente diciamo, queste voci di protesta si sono levate soltanto dal Movimento 5 Stelle. Le altre forze allora mi dica se è strumentale il fatto che dentro al Ministero dell'Interno ci lavora un funzionario che ha il libro paga della Camorra da 10 anni, le dico anche il nome, si chiama Francesco Sperti. Noi abbiamo un funzionario, e il Ministro dell'Interno lo sa perché è da 3 mesi che si è saputa questa notizia, che lei è si a libro assume paga, la responsabilità ovviamente di quello che dice perché è tutto ovviamente documentato da un'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto tra gli altri 3 fratelli Righi che parlavano con questo Francesco Sperti, funzionario del Ministero dell'Interno, che ha sotto controllo tutte le banche dati del Ministero e che da 10 anni molto probabilmente passava le informazioni alla Camorra. Come lei dice, molto probabilmente lei si assume la responsabilità di affermazioni diciamo così pesanti, io questo non lo so e quindi la prego di... non ha nessuna responsabilità. Cerchiamo di affrontare i temi anche nell'interesse degli italiani. Ancora non è stato provato nulla, sappiamo solo che Dell'Utri è ancora in Libano, non è ancora tornato. Non è stato provato né che abbia agevolato né che abbia ostacolato la fuga, quindi diciamo anche qui abbiamo non si preoccupi di avere un funzionario dentro il Ministero dell'Interno. Sì, guardi, io onorevole Sarti, lei continua a dire questa cosa, faccia una denuncia alla procura contro non c'è bisogno perché c'è già un'ordinanza di custodia cautelare in merito, quindi la magistratura fa il suo lavoro e noi il nostro. Immagino che questo signore, quindi c'è un funzionario indagato, non vorrei fare tutto il dibattito su questo funzionario, però onorevole Sarti, lei pensa che sia giusta la pena per Berlusconi? La valutazione della pena la danno i giudici, io so solo che siamo stati governati da un partito che è stato fondato da 3 delinquenti e ora si può dirlo perché ci sono delle sentenze definitive che danno ragione a tutti gli italiani che la pensano in questo modo. Quindi ha ragione D'Alema quando dice che per un'altra persona sarebbe finita in carcere, un'altra persona che non fosse stata Berlusconi. Ma è probabile, il problema di questo paese è l'impianto della giustizia che abbiamo, con tutti i benefici penitenziari che abbiamo creato in questi anni, giudizio abbreviato, liberazione anticipata, eccetera, eccetera, e abbiamo un sistema penale che purtroppo se la prende con i deboli e non con i forti. Queste sono le cose da cambiare ed è per questo che io ovviamente vorrei molto di più quando si parla di scambio elettorale politico-mafioso, perché il politico deve essere punito, non lasciato in libertà. Perché dico l'ultima cosa, nel documento di Economia e Finanza che c'è adesso, il DEF, c'era una frase molto bella, prendere la prescrizione e tentare di mettere mano appunto a questo istituto tanto contestato in questi anni entro giugno 2014. Quella frase è stata cancellata dopo l'incontro tra Berlusconi e Renzi, è stata proprio cancellata. Cioè noi abbiamo calendarizzato. Diamo troppo potere a questo incontro. Troppo potere, vabbè, intanto c'è la crisi economica nel nostro paese, come sappiamo tutti molto bene, e ci sono molti dati oggettivi, dati reali che la certificano, ma pesano anche molto i punti di vista. Sentiamo Paolo Pagliaro. Sta venendo giù tutto, dice oggi Beppe Grillo, che mette in fila disoccupazione, immigrazione, chiusura del tessuto produttivo nazionale, distruzione della moralità pubblica. Grillo accusa mafie, partiti, corrotti, corruttori, piduisti, lobbisti, banchieri. L'Italia frana, scrive, e i cittadini, anche i più distratti, lo sanno. Prometeia, meno nota al grande pubblico, ma non meno attendibile sul piano delle previsioni econometriche, disegna uno scenario diverso. Nel rapporto di previsione presentato questa mattina a Bologna, stima che ci vorranno sì 7 anni per riportare il prodotto interno lordo ai livelli pre-crisi, ma che il reddito disponibile tornerà a crescere già da quest'anno, trascinando in positivo anche la variazione dei consumi. La ripresa nella formazione di reddito verrà da un atteggiamento meno restrittivo della finanza pubblica, dalla limitata inflazione e dall'occupazione che, secondo Prometeia, dopo l'ulteriore flessione di questi mesi, riprenderà a crescere nel 2015, recuperando nei prossimi 7 anni 1.100.000 posti dei circa 2 milioni persi dall'inizio della crisi.
La riforma del mercato del lavoro che si prospetta dovrebbe contribuire ad attenuare il costo che i giovani stanno sopportando. Prometeia prevede che dal 2015 i prestiti all'economia da parte delle banche ritorneranno a crescere e avverte che lo scenario potrà essere molto più favorevole se la BCE deciderà un acquisto massiccio di titoli con denaro di nuova emissione, come hanno fatto in passato altre grandi banche centrali. Tenendo presente che l'anno scorso in Italia hanno chiuso i battenti 371.000 imprese, ma in compenso ne sono nate 384.000, cioè 13.000 in più, diciamo che c'è chi non sembra affatto rassegnato all'idea che debba davvero venire giù tutto. Onorevole Sarti, Grillo aveva detto che nell'autunno scorso l'Italia sarebbe fallita, per fortuna non è successo, e comunque Grillo anche oggi fa delle previsioni terribili, no? Come abbiamo sentito anche nel punto di Paolo Pagliaro. Ma abbiamo anche sentito che c'è un'Italia che sa reagire, che sa rimboccarsi le maniche, che investe, che ci crede nella possibilità di una crescita e crede quindi anche a quei dati che la certificano. Perché voi continuate a, come direbbe Renzi, a guffare? Io penso che gli italiani siano un po' stanchi delle false promesse e delle bugie. Noi non vogliamo essere catastrofisti, però vorremmo un'Italia diversa, questo sì. Noi vorremmo un'Italia dove viene punito il conflitto di interessi, vorremmo un'Italia dove davvero si fanno i tagli dove ce n'è bisogno, senza F-35, senza grandi opere come il TAV, senza favori alle lobby. Vorremmo un'Italia dove lo scambio tra politica e mafia viene sanzionato correttamente, dove la giustizia funziona. E quindi a me sembra che Renzi addirittura smentisca se stesso. Cioè Renzi arriva a dire la disoccupazione entro il 2018 sarà sotto al 10% e poi invece abbiamo tutti i dati, anche questo servizio che avete mandato e la ricerca fatta da questa società di Bologna, dove si dice che purtroppo la disoccupazione continua a crescere, non è in calo, e allora noi non possiamo continuare a prendere in giro le persone, se no rischiamo di fare come Berlusconi che diceva ci sono tutti i ristoranti pieni quando in realtà l'Italia stava male. No, dico solo che quando mi fa sorridere il fatto che quando si parla poi di tagli e di cose che si potrebbero fare subito, di privilegi, non si prende in considerazione la prima cosa banale che ci sarebbe da fare subito, immediatamente, per dare un esempio e un segnale alle persone che ci guardano tutti i giorni. Tagliarsi gli stipendi, è così facile, lo abbiamo fatto noi, dimezzarsi lo stipendio per tutti i parlamentari, è una cosa che si può fare immediatamente e noi abbiamo già una proposta di legge su questo depositata da tanto tempo, sia al Senato che alla Camera, dimezzare i parlamentari, ma vogliamo darle un segnale semplice alle persone che sono fuori dai palazzi e che ci guardano? In pochi minuti voglio farvi vedere una brevissima clip di Grillo ieri in conferenza stampa, perché come sapete ha creato molte polemiche Grillo, che l'altro giorno ha paragonato l'Italia di oggi al campo di sterminio di Auschwitz, però non ha fatto nessun passo indietro, anzi guardate. Secondo me possono offendersi, ma non c'era nessun intento di offendere. Quindi lei vuol non si dire sente di chiedere che scusa? quando tocchi i poteri forti, chi c'è dietro De Benedetti? Chi c'è dietro gli Scagnossi di Repubblica? Chi c'è dietro le banche? Chi c'è dietro i poteri finanziari? Quando tocchi quelle cose vengono fuori queste lobby, che sono lobby d'affari. Non sono io che mi nascondo dietro certe tragedie, sono loro che ce ne fanno scudo di certe tragedie. Io non chiedo scusa a nessuno, non mi sembra di aver mancato di rispetto a nessuno. Ho amici in tutte le categorie, di tutte le etnie, di tutte le religioni. Io sono aperto al dialogo in qualsiasi cosa. Non sono aperto a dei comunicatori a cui loro fanno fede, che sono stupidi, ignoranti e poco intelligenti e danneggiano la comunità. Quelli che si sono presi come espressione dell'informazione della comunità. Anche dovrebbero sostituire quel signore lì. Ecco, nel caso specifico qui Grillo chiedeva di sostituire il portavoce della comunità ebraica. Onorevole Sarti, ci spiega, perché noi francamente non abbiamo ben capito quali sono queste lobby di cui stava parlando Grillo.
Lo abbiamo visto in Parlamento quando è stata approvata la legge di stabilità. Avevamo dei lobbisti che stavano fuori delle commissioni e quasi praticamente pilotavano gli emendamenti, parlavano al telefono e dicevano facciamo approvare questo emendamento al PD. Il paragone è stato fatto con i campi di sterminio di Auschwitz, no? Quindi diciamo, nei campi di sterminio di Auschwitz sono stati gassati 6 milioni di ebrei e poi altri oppositori politici, zingari, eccetera, eccetera. Però, quando noi abbiamo, una politica che in questi anni ha permesso che ci fossero disastri ambientali come la Terra dei Fuochi e non ha fatto niente per rimediare a quelle situazioni, ha permesso che ci fossero imprenditori che si suicidano e che si danno fuoco tutti i giorni. Perché i mali dell'Italia li conosciamo, ma vorrei sapere, lei ritiene opportuno, siamo in campagna elettorale, questo l'abbiamo capito, utilizzare non è un discorso di campagna elettorale. L'Italia di oggi a un campo di sterminio nazista? Guardi, io non devo fare l'avvocato difensore di Beppe Grillo perché sa difendersi benissimo da solo. Io però le posso dire che quella conferenza stampa di ieri è stata fatta per presentare una proposta di legge che è l'abolizione di Equitalia, perché noi abbiamo appaltato la riscossione dei debiti della gente di questo paese a un SPA che deve fare profitto sulle spalle dei cittadini. Quella che chiede la Lega da 2 anni, noi vogliamo riportare invece il sistema della riscossione all'Agenzia delle Entrate. Scusami, avete fatto una buona proposta di legge, anche interessante da discutere, però l'avete accompagnata da delle accuse di questo genere, anche un po' demagogiche. È chiaro che questo viene appannato. Io è questo che non condivido del Movimento 5 Stelle. Ci sono degli argomenti, delle idee, della fantasia, però viene accompagnata con dei messaggi fortissimi che molto spesso appannano le cose buone che voi fate. Questo secondo me è un aspetto che dovreste prendere in considerazione. Non tiratevi fuori anche da quello che è il dibattito parlamentare, da quella che è l'analisi dei provvedimenti. Io capisco, adesso siamo in campagna elettorale. Nessuno se ne tira fuori. Come ha detto lei prima, da parte vostra anche parliamo sempre. Voi dovrete cercare di apportare il vostro entusiasmo anche nell'ambito parlamentare, cercare di condividere quelli che sono i provvedimenti, di far valere quelle che sono le vostre considerazioni. Ma come facciamo a condividere dei provvedimenti come quello di oggi? Perché molti provvedimenti poi voi li votate nelle commissioni, nelle singole commissioni, poi in aula invece come nel caso. Assolutamente no, noi quello che facciamo in commissione poi ovviamente facciamo anche in aula. Il discorso è che noi lo abbiamo sempre detto sulle idee, sulle cose buone, noi votiamo le cose insieme. Sui reati ambientali, ad esempio, una legge del Movimento 5 Stelle è stata votata insieme al Partito Democratico. Il testo del 416 ter era stato votato insieme al Partito Democratico il 28 gennaio. È stato votato alla Camera un testo e adesso che ci avviciniamo alle elezioni quello stesso testo, praticamente lo stesso testo lo contestate. E questo è il punto. Non è lo stesso testo. Non bisogna agire ed entrare nel merito a seconda della vicinanza dell'appuntamento elettorale. Adesso vi devo interrompere, devo chiudere.